Avvia i lavori per la realizzazione del terminal container Montessindia alla Porto Marghera. Una giornata storica con la cerimonia ufficiale alla presenza del Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Rixi. Un momento importante perché finalmente si affronta un problema che era fermo da tanto tempo. Credo che poter finalmente riqualificare questa banchina e riportare a utilizzo industriale, economico, per contribuire non solo all'aumento dell'occupazione nell'area ma anche della capacità del porto di Venezia sia importante, perché è un segnale concreto che le cose si stanno muovendo. Quindi è chiaro che ora bisogna cercare di recuperare il tempo perduto e di risolvere anche tutti i vari problemi. L'inizio di un meccanismo che innesca una grande trasformazione del porto, l'ha definito il presidente Di Blasio. Ufficializziamo l'avvio di uno dei cantieri, il cantiere più grande che sia mai stato bandito all'interno dell'autorità portuale. Il valore di questa prima parte, che noi chiamiamo primo stralcio, è 189 milioni di euro, di cui 106 milioni di euro li abbiamo affidati a questa cordata che è guidata da Fincantieri. L'altra parte sarà utilizzata in parte per finanziare la modalità di gestione dei sedimenti che vengono generati sia dalla parte a terra che dalla parte a mare. E quindi io lo chiamo un po' un movimento che innesca un po' la rivoluzione del porto di Venezia. Il nuovo terminal container sarà realizzato in un'area industriale dismessa con una superficie totale di 90 ettari e un fronte di banchina continua a circa 1600 metri. È un'opera in mano di bonifica, tanto vero che Montessindia è comunque all'interno dell'accordo di programma più ampio di riqualificazione e messa in sicurezza, quindi è proprio un segnale forte di riconversione, di andare oltre, di cambio pelle, ma soprattutto di un porto sostenibile.